studioso di tradizioni popolari e di ballo tradizionale, collaboro da sempre con l'associazione Launeddas, con qualche ringrazio per coinvolgermi sempre, e oggi con Matteo Azzeni, prego, della Socio Fedora Puzzu Ceragius faremo un laboratorio di ballo campidanese del Campidano di Cagliari. Oggi parleremo anche un po' di fonti storiche del ballo, soprattutto anche quelle che riguardano Pirri, visto che siamo ospiti della vetreria qua a Pirri. E innanzitutto dobbiamo ricordare che il ballo in passato era una cosa serissima, era uno di quei momenti della vita sociale nel quale un uomo poteva approcciarsi a una donna anche solo con gli occhi, con lo sguardo. E questo era appunto il modo in cui si poteva conoscere ufficialmente un uomo con una donna. Quando si ballava la domenica dopo la messa principale, dopo Samissa Manna, infatti si chiamava su ballo in missa, la domenica pomeriggio si ballava per le feste comandate, per i patrono, per i santi, si ballava per i matrimoni, per i battesimi e per carnevale. E tutti questi momenti erano quelli in cui appunto ci si poteva approcciare tra uomo e donna. Tanti viaggiatori dal Settecento in poi che arrivano in Sardegna parlano di due cose principali che vedono in Sardegna: il costume nazionale dei sardi e il ballo nazionale dei sardi, inteso come subballotundo, nelle varie accezioni per ogni paese. E quindi anche nel ballo campidanese avevamo il nostro ballotundo. E scrive ad esempio la Marmora nel 1826 sul ballo campidanese: niente eguaglia la gravità con cui i sardi meridionali fanno questo ballo. Si direbbe spesso che non ci prendono gusto alcuno, invece è il contrario, perché in tutti i villaggi del Campidano di Cagliari i giovani si quotavano per pagare il suonatore della domenica. E scrive anche un'altra cosa che poi scriveranno anche tanti altri viaggiatori, e parla della presa con cui veniva fatta con la donna il ballo, appunto. E dice: la maniera di tenersi per mano uomini e donne era di un'importanza tale che una semplice trasgressione delle regole stabilite è stata spesso causa delle contese rissose. A causa dei balli, a causa di quelle regole non scritte che venivano violate, ci potevano essere appunto delle risse, dei ferimenti, addirittura degli omicidi. Abbiamo tantissimi documenti d'archivio che parlano di questo e qualcuno lo leggeremo anche in seguito. Io direi che adesso possiamo anche iniziare con il ballo vero e proprio, e posso lasciare la parola a Matteo. Grazie Cristiano, buonasera a tutti, io sono Matteo Azzeni, sono il presidente dell'associazione Fedora Puzzu. Da anni collaboriamo con Socio Launeddas proprio per la divulgazione e la conservazione del ballo tradizionale. Noi nello specifico negli anni ci siamo, diciamo così, tra virgolette, lasciatemi passare il termine, specializzati nel nostro ballo. Verso qua, scusate. Dicevo, siamo nati nel 2008, abbiamo deciso da subito di occuparci del ballo in modo un po' differente rispetto a ciò che ci succedeva attorno in passato. Abbiamo deciso di iniziare un vero e proprio studio sul ballo del Campidano di Cagliari e quindi di questa area nello specifico, con il lavoro di tanti altri. Qui c'è Tonino, insomma, che ha fornito praticamente materiale a tutti in modo che noi potessimo lavorare nel modo più responsabile e serio possibile. Cosa succede poi? Che poi dovevamo riportare tutte queste informazioni a livello pratico. Ci siamo affidati in quel periodo al maestro Tonio Spiga. Da lì è iniziata un'altra ricerca che ha coinvolto la nostra comunità per recuperare un po' tutte quelle informazioni sul ballo che ormai si erano perse.
quindi tornando all'aspetto poi pratico del ballo, questa sera parleremo sicuramente un po' delle basi del ballo. Io non so se tutti voi siete già avvezzi a questo ballo, però comunque per chi non lo sarà l'occasione di capire alcune cose che riguardano soprattutto i passi base, e chiaramente ci sarà poi il confronto con, in questo caso con il suonatore, con Graziano, che ci accompagnerà questa sera, al quale chiederemo delle cose specifiche in alcuni momenti, quindi abbi pazienza Graziano. Proprio perché questo ballo è strettamente legato alla musica. Noi dobbiamo eseguire ciò che il suonatore ci propone e dobbiamo cercare di interpretarlo nel modo migliore possibile. Giusto un paio di cose prima di iniziare con i passi veri e propri, che riguarda soprattutto l'impostazione e la postura che deve avere un ballerino o una ballerina. Si balla dritti, col busto sempre dritto, le gambe si flettono leggermente, non si balla con le gambe rigide, bisogna accompagnare sempre il movimento, ma la cosa più importante è l'utilizzo dei piedi. Il tallone non va appoggiato in terra, si stacca leggermente il tallone da terra, e per semplificare io vi dirò che si balla sulle punte, in realtà è l'avampiede, il tallone deve leggermente staccarsi da terra. Questo perché durante l'esecuzione di tutti i passi che noi faremo, è anche una questione funzionale, se ci pensiamo, noi dobbiamo accompagnare ogni passo con un movimento sussultore che si chiama susanzio, che non è un tremolio, è un vero e proprio dondolio, a Sanzia e Subipiu, no? Si metteva sulle gambe. Quello è nello specifico il significato, cioè ogni volta che io poggio il piede in terra devo accompagnarlo con questo dondolio, sempre. Poi se volete lo vedremo anche dal punto di vista un po' più tecnico, però insomma le basi sono queste. Un'altra cosa importante sono le prese. Il braccio sta sempre basso, lungo il corpo. Qui Cristiano, sei bellissima. Allora il ballerino che sta sulla sinistra prende la ballerina che sta sulla destra, o comunque non è una questione di sesso chiaramente, quindi tra uomo, donna e donna la presa è sempre questa, così si ripete poi se è formato da un gruppo di persone, e deve sempre rimanere un contatto. Il braccio non si sovrappone mai del tutto, è solo la parte finale del braccio che si sovrappone, quasi all'altezza del polso. Però una cosa che non deve mai mancare è il contatto tra i due ballerini, cioè io e Cristiano in questo caso balleremo sempre col contatto sulla spalla. Questo perché serve? Perché se nel caso io sono la persona che deve dirigere il ballo nella coppia, avendo questo tipo di contatto, chi balla insieme a me sa dove andrò sempre, comunque ogni volta, non si staccherà mai. Cioè non si balla così, non deve succedere questo, si balla con questo. Quindi so che vi sto dicendo cose che non sono semplici, a questo va condito con susanzi, quindi ogni volta che ci si sposta vedete che il contatto non si perde mai. Questa è una cosa che dovete cercare di mantenere. Un'altra cosa importante, questo vale per tutti i balli sardi, ma per il campidanese ancora di più, è appunto, come stava dicendo Matteo, l'interpretazione. Non vedremo mai un ballerino ballare nello stesso modo degli altri ballerini. Ognuno avrà la sua personalità e interpreterà la musica secondo il suo gusto e secondo il suo modo di ballare. Questo è il motivo per cui non dovrebbero esistere i balli fatti tutti perfetti al millimetro, tutti uguali, che quello lo lasciamo alla danza classica, è un'altra tipologia di balli. Perché la personalizzazione e l'interpretazione? Proprio perché, essendo il ballo quel momento in cui l'uomo doveva attirare l'attenzione della sua preferita, doveva fare il galletto e quindi doveva froriggiare su vassu e quindi giocare il passo così vai biri per farsi vedere. Ok, ecco il motivo per cui io non lo dovevo fare uguale a quello che faceva Matteo, perché lui aveva la sua interpretazione per far vedere quello che sapeva fare lui e per far vedere il suo estro, ed era diverso dal mio. Allora, diceva una cosa importante Cristiano, chiaramente poi il ballo era condito di una marea di dinamiche. Questa cosa del corteggiamento, dell'approccio, perché così si entrava a far parte di una società di persone un po' più adulte, quindi c'era anche la possibilità di incontrare le donne, era uno dei motivi. In realtà il ballo aveva assieme a questo aveva un sacco di funzioni sociali, no?
chi non ballava vuol dire che non era accettato dalla comunità, perché è una cosa importante, bisognava partecipare. Ci siamo? Esatto, ma sì, bastava avere anche solo la presenza. Vorrei dirvi anche una cosa prima di iniziare in modo un po' più pratico: non cristallizziamo il ballo, cioè non ci sono delle regole ferree, non ci sono delle regole ferree secondo cui quello è sempre stato così, sarà sempre così e andrà fatto sempre così. Vorrei farvi capire che nel tempo, quando chiunque di voi assumerà una certa, diciamo, esperienza e dimestichezza con questo ballo, si creerà il suo di ballo. È chiaro che ci sono delle regole da seguire e spesso erano anche dettate da quella comunità nello specifico in cui si svolgeva, però non dovete aver paura di creare una cosa diversa che rientri all'interno di quelle regole. È una cosa difficile, però si può fare. Allora, io direi di iniziare il ballo. Dunque, come sapete, questo ballo, e come vi abbiamo detto, questo ballo è legatissimo alla suonata e a quel tipo di sons che si fanno in quel momento. Chiaramente il suonatore che cosa farà? Farà una parte introduttiva al ballo in cui il musicista testa il suo strumento. In quel momento i ballerini devono prepararsi per il ballo, quindi in quel momento noi ci dobbiamo preparare per il ballo. Una volta che poi finisce questa introduzione, il ballo inizia subito, non bisogna aspettare una serie di battute per decidere di iniziare, il ballo inizia subito. Quando lui inizia a suonare noi dobbiamo ballare subito, si fa così. Il passo base per eccellenza, poi Graziano magari inizia a chiederti delle cose. Il passo base per eccellenza del ballo campidonese è quello che noi chiamiamo passatresi, o meglio su passatresi, che non sono nient'altro che tre movimenti ben specifici che si fanno col piede sinistro. Questo non vuol dire che il piede destro non lavori durante il ballo. Io vi dico qual è il piede, fatemi passare il termine, solista, cioè c'è quello che dà il movimento in quel caso a questo tipo di passo. Quindi, come vi dicevo, passatresi, piede sinistro che si muove in avanti, va di lato verso sinistra e torna indietro. E questo si ripete. Non ci sono pause tra un passo e l'altro. Quindi, quando si chiude questo passo col terzo movimento, non è che ci si ferma e poi si riparte. Lo si chiude per iniziare il successivo, perché si ripete. Questa cosa, grazie alla musica, va ripetuta a multipli, no? Per semplificare, a multipli di 3, poi mi sgriderà Graziano, però il discorso è che noi ballerini che non abbiamo una conoscenza musicale interpretiamo la suonata, no? Loro entreranno sicuramente più nel tecnico poi, in questo caso Graziano, però su passatresi inizia, vado, si conclude e sto già ripartendo per il successivo, e lo ripeto, non mi fermo, riparto subito. Vedete che sto utilizzando il destro? Quindi 1, 2, 3, riparto, 1, 2, 3, accompagno col destro, 1, 2, 3, sto facendo sempre su Zanzi. Lo sentiamo, facciamo sentire con la musica, grazie. Grazie. Allora, quindi come avete visto questo è su passatresi, questo è il passo, in teoria noi con questo passo potremmo fare il ballo dall'inizio fino alla fine e non si sbaglia, ma non è così semplice. A questo poi possiamo aggiungere, perché sono sempre movimenti a 3 tempi, parlo sempre di passi e non di musica,
sono sempre movimenti a 3 tempi, si può aggiungere su quello che noi chiamiamo passo d'orrao. Passo d'orrao perché si fa sintrada e si rientra nella posizione iniziale, no? Quindi questo passo a 3, questi tempi a 3, da un movimento che è più statico, quindi si rimane sempre sullo stesso posto, ci dà la possibilità di fare questi movimenti avanti e indietro. Lo sentiamo? E sono 2. Passiamo al successivo, un altro passo per cui negli anni si è discusso molto quando abbiamo iniziato a reinserirlo. Mi ricordo i confronti con Tonino che entrava nel tecnico, giustamente mi spiegava come era strutturato. E questo è quello che noi chiamiamo passaruso. Questo perché? Perché in alcune suonate, per il mio orecchio, addirittura alcune suonate aprono con questo tipo di sequenza musicale e io quindi tendo di natura, non è impostato, tendo di natura a farlo, io lo interpreto così ed erano questi i motivi per cui con Tonino ci si diceva guarda che non lo faceva, sì ma io lo voglio fare, è così la musica, è così quindi questo è Subassalusa, aspetta che lo spiego dal punto di vista. Subassalusa non sono nient'altro che 2 movimenti, avanti e indietro, avanti e indietro. Invece di fare i 3 passi del Subassatresi, togliamo uno di quelli, no? E rimangono 2 passi. Quello che noi chiamiamo passalusa è proprio strutturato in questo modo, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti. E lo facciamo fin quando lui terminerà sta vecchiata del famoso passaluso. Adesso ve lo facciamo sentire e lo balliamo. Quindi io concluderei con Sapuntao, poi magari Studias le facciamo dopo. Siete d'accordo? Quindi una cosa immancabile che bisogna assolutamente fare quando si parla di capitanese, è una delle cose fondamentali, è quello che si chiama Suba Sapuntao, che non è nient'altro che la ripetizione di un unico passo che segue la musica nel tempo. Vuol dire nel tempo che, scusate magari non si sente perché io tendo a spostare, dicevo che Sapuntao non è nient'altro che la ripetizione di un unico passo che si ripete musicalmente fin quando lui deciderà che quella famosa picchiata si deve chiudere, ed è un passo, come dicevo, che si ripete, che poggia sempre, in cui si poggia sempre il piede in terra. Anche durante Sapuntao si continua a fare Susanzio. Io ve lo dico perché in questi ultimi tempi ho visto che alcuni che interpretano una sonata in un certo modo e fa benissimo, però da un passo all'altro decidono di fare Susanzio o meno. No, il Susanzio va fatto sempre, soprattutto le donne, va fatto sempre, perché l'uomo poi quando inizia, diciamo così, ad aggiungere qualcosa in più in questi passi, ad interpretarlo, un po' tende a perderlo, è inevitabile, però le donne comunque devono continuare a farlo, Sapuntao. Benissimo, magari possiamo iniziare anche a ballarlo, Cristiano? Va bene, quindi mettiamoci tutti qua.